Benvenuti in questo nuovo video dove sfoggio un nuovo taglio di capelli. E sono qui per raccontarvi dell'altro giorno. L'altro giorno sono andato al parco per cercare di farmi nuovi amici con cui uscire il sabato sera. Adesso vediamo com'è andata. Con i gatti è andata decisamente meglio. Il parco era molto grande, perciò io ho fatto finta di leggere la mappa per poi andare comunque in giro random. Inizialmente ho utilizzato un Camlan 50 mm f1.1 che si è rivelato una lente tutt'altro che cinese. Dopo un po', grazie a una formula magica, ho sostituito l'obiettivo con una sola mano. Quello che chiaramente era il mio soggetto predestinato della giornata, il bananaro. Quindi ho chiesto a Simona di riprendermi nella dura attività fotografica.
conosciuto tanti nuovi amici a 2 e 4 zampe, prima di tornare a casa abbiamo deciso di perderci in un labirinto. L'intero video è stato girato con iPhone 8, quindi con la fotocamera dell'iPhone, e l'applicazione VascoCam. Adesso so bene che l'applicazione VascoCam dovrebbe essere vietata a ogni film photographer, perché simulare gli effetti pellicola è effettivamente un reato. Però devo dire che le simulazioni di Vasco, il feel che passa alle foto, quell'applicazione è davvero incredibile e quasi verosimile, oltre ad essere un ottimo editor molto molto leggero da poter utilizzare in giro, ecco, in viaggio. Nulla a che vedere con i tempi che ci mette Lightroom Mobile, tanto per intenderci. Tra l'altro la fotocamera di VascoCam ha una serie di effetti molto molto fighi che sono utilizzabili anche in video, tra cui uno è questo effetto flare che ho utilizzato per varie riprese. Come avrete visto dal video, con me c'erano la mia fedele compagna di avventure, la Fujifilm X2 e Simona. Alcune foto quindi sono state scattate con la Fujifilm, altre foto sono state scattate con l'iPhone. Comunque ho indicato quali foto sono state fatte con cosa. Niente, questo è tutto. Forse ci vedremo in un prossimo video.